L'Agregas di Marco Coppa conclude il cammino stagionale con una vittoria che consente di superare la soglia dei 40 punti. Esattamente sono stati 42 i punti racimolati dalla squadra biancazzurra, ma non è stato facile superare il Portici, tra l'altro bene orchestrato dal tecnico Carmelo Contemi, che in più occasioni ha sfiorato anche il pari. La rete del vantaggio, che poi è stata quella della vittoria, è scaturita da una prodezza dell'attaccante Casa di Dio al nono minuto del primo tempo con un fendente forte che ha superato il portiere ospite De Luca. L'azione era stata magistralmente portata avanti sulla fascia sinistra con un dribbling costante e vincente da parte di Di Mauro, il quale poi indirizzò al centro dell'area partenopea per la pronta conclusione vincente dell'attaccante Casa di Dio. La gara è risultata equilibrata, con qualche occasione per parte che ha messo alla prova la grande attenzione dei rispettivi guardiapali. Al triplice fischio finale, Acregas e Portici hanno brindato alla salvezza raggiunta e in sala stampa la dirigenza acregantina, capitanata dalla presidente Roberta Lala, ha preannunciato in settimana una conferenza stampa durante la quale verranno svelate le nuove strategie tecniche ed organizzative per la prossima stagione. È terminato dunque il lungo cammino del girone I di Serie D. Il Trapani vola direttamente in Serie C, mentre Siracusa, Vibonese, Reggio Calabria ed Aciriale vanno ai playoff. Si dovrà giocare lo scontro diretto tutto siciliano tra Siracusa ed Aciriale e poi quello calabro tra Vibonese e Reggio Calabria. Per quanto riguarda la zona play-out, in campo ci saranno San Luca e Locri. Chi perde raggiungerà in eccellenza Castrovillari, Gioiese e Lamezia. Ed ora spazio alle interviste dentro gli spogliatoi acrecantini. È stato un esordio positivo in Serie D per il mister Coppa. Analizzando questa stagione ci sono stati dei momenti positivi e dei momenti negativi. Dove pensa di avere sbagliato? Se ci sentiamo domani io le dico dove ho sbagliato, perché sicuramente ho sbagliato in tante cose. A freddo mi sento di dire che è stato assolutamente un'esperienza positiva, un esordio positivo, perché sapevo comunque che sarebbe stata una stagione fatta di alti e di bassi, perché noi non eravamo una squadra che era costretta a vincere tutte le partite, per cui potevamo vincere, potevamo perdere, potevamo pareggiare. Questo era già messo in conto. Se poi lei vuole sapere bene cosa avrei potuto fare meglio, che sicuramente avrei potuto, però mi deve dare un po' di tempo per fare un'analisi di tutta la stagione, perché io fin quando ho allenato l'Agragas ho dovuto fare l'analisi di ogni giorno e poi dell'obiettivo che era quello della domenica, della partita che ci aspettava. Quindi non ho avuto il tempo di fare ancora un sunto di tutta quella che è stata la stagione. Per cui mi farà piacere poi invece farlo successivamente, un riassunto di quello che poteva fare di più sicuramente l'Agragas, anche grazie a me, perché sicuramente poteva fare di più, ma sicuramente non ha fatto assolutamente male. Una stagione complicata con tanti giocatori che si sono avvicendati, i nomi altisonanti all'inizio, poi arrivo di altri giocatori di esperienza, molti sono andati via, insomma, però siete riusciti ad unire l'esperienza di giocatori come Sanseverino e Grillo a quei giovani che sono cresciuti tantissimo quest'anno e da cui sicuramente bisognerebbe ripartire l'anno prossimo. Io credo che lei abbia toccato un punto, credo importantissimo per l'Agragas, perché quest'anno c'è stata la crescita di alcuni giovani che forse non si credeva potessero crescere così tanto, e quindi credo che questa sia la vittoria più grande per la società, perché si ritroverà dentro alcuni ragazzi che il prossimo anno, sto parlando di 2005, 2006, 2004, che il prossimo anno hanno già alle spalle tante partite in Serie D e hanno sicuramente migliorato tutte le loro potenzialità e caratteristiche. Questo grazie anche, devo dire, perché mi va di ribadire oggi un grazie particolare al mio staff tecnico, e significa al mister Costanzo, al mister Indelicato, che con i portieri ha fatto un lavoro eccezionale, lo conoscete tutti, il lavoro che ha fatto, al nostro preparatore atletico, al nostro staff medico, Michele Gallo, il nostro preparatore atletico,
Stefano Frassetto, che è stato il responsabile dello staff medico, insieme a Cristiano Modestino, anche loro hanno fatto un grande lavoro, perché noi purtroppo siamo stati vittima tutto l'anno di continui e ripetuti infortuni. Un dato su tutti è che noi non siamo stati mai al completo. La colpa non è di nessuno certamente, però è un dato. Noi non siamo stati mai una volta al completo, questo causa gli infortuni, quindi siamo stati tutti bravi poi nel cercare di non disunirci, nel cercare di recuperare in fretta questi ragazzi, e nel frattempo chi ha preso il posto loro però non ha fatto mai mancare non ha fatto mai mancare appunto l'assenza di questi giocatori importanti. Per chi mi conosce sa che io parlo sempre per il futuro. Abbiamo portato a termine questa stagione, avevamo un obiettivo, l'abbiamo centrato, semplicemente l'unica cosa che noi come società ci siamo rimasti un po' male sono le ultime due partite che non abbiamo visto, dopo che abbiamo già consolidato la categoria, abbiamo visto i calciatori, ed è giusto che ci sia anche un richiamo verbale. Oggi hanno dimostrato compattezza, coerenza e affezione verso il pubblico agrigentino, che fino all'ultimo li hanno applauditi. Parlo di tutto il settore tecnico. Dal punto di vista societario questa settimana sarà cruciale, perché ci riuniremo tutti quanti, coloro che hanno portato sul groppone l'Agragas dal punto di vista societario, per vedere quali sono le prospettive, perché secondo me bisogna prima formare le radici e poi portiamo avanti un obiettivo e lo comunicheremo alla città, ai tifosi, a tutti quanti. Non siamo gente che parla a vanvera, abbiamo mantenuto le promesse. Il primo anno, finale, playoff nazionale, secondo anno abbiamo vinto il campionato, il terzo anno in Serie D, prima stagione ci siamo divertiti. La nostra promessa è quello che ci impegniamo affinché nell'Agragas si possa ancora risiedere quell'agonismo, quella voglia di vederci al cambio e soffrire tutti quanti a tifare Agragas. Quando può influire l'atteggiamento del Comune nel contesto Agragas? Determinante, molto, assolutamente determinante. Lo stadio è una cosa importantissima, perché riusciamo non solo a fare un campionato di vertice, ma ritengo che molti imprenditori si avvicinano, quelli ambiziosi, per cercare di sfruttare la stagione prossima in una categoria superiore. Senza stadio ritengo che non ci possa essere la tanto agognata Serie C, che secondo me è il punto di partenza di una città come Agrigento merita. Ritengo che venga mantenuto, siamo troppo affezionati all'Agragas, troppo innamorati per andare via. Comunque cerchiamo di allargare, come avevo detto in altre interviste, la compagine societaria, affinché l'unione fa la forza e facciamo una forte Agragas per la soddisfazione di tutti quanti. Ha avuto l'acutezza di capire che quest'anno, nella seconda fase della stagione, dopo che diciamo i nomi dei grandi calciatori sono andati via, secondo me lì è stato il momento migliore in cui i giovani hanno creduto in se stessi, sono entrati nella società dal punto di vista di squadra e ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. Questo portiere ritengo che abbia un futuro in Agragas. Per quello che mi sono interessato, il bando dicevano che era pronto e che nell'arco di 10 giorni doveva essere riproposto. A oggi non vedo nulla, c'è un pochino di assenza, so che c'è un pochino di marette al comune, abbiamo tanto rispetto, ma è giusto che rispettino anche l'Agragas.